L'immagine di questi potenti mezzi meccanici sembra essersi, nei nostri tempi, indissolubilmente associata alla visione di grandi spazi di terre incolte e desolate. La loro apparizione prelude al violento sconvolgimento di questa terra. Prima, regno incontrastato di rare e sparute greggi. Che non vuole essere irriverente, si può dire che essi, come nuovi profeti, giungono a spianare le strade del deserto per l'avvento di una nuova fecondità. Si poteva chiamare la Nurra al primo arrivo di queste macchine. Una terra pressoché priva di tracce umane, quasi un nido immenso di solitudine e di silenzio. L'ente di trasformazione agraria per la Sardegna si trovò qui, come in altre zone dell'isola, di fronte a una terra stranamente abbandonata. Un raffronto con le zone limitrofe può perfino stupire. Infatti ai suoi margini si incontrano frequenti i centri abitati, che vantano inoltre un'agricoltura abbastanza evoluta. Le cause che determinarono l'abbandono di questa regione da parte delle popolazioni, oltre che in certi avvenimenti storici quali le incursioni piratesche, sono da cercarsi nel gioco incontrollato che in essa hanno sempre avuto i fattori naturali. Al disordine idrico non poteva non seguire il flagello della malaria solo recentemente debellata. La terra rimase esposta alla furia del maestrale, che vi impresse ben visibili le tracce del suo impetuoso passaggio. Le rare abitazioni, solitari nidi umani nella vastità della zona, rappresentano sparuti centri di comunità familiari, distanti da ogni via di comunicazione, e perciò costrette fatalmente a un tipo di economia primitiva legata alle rigorose leggi dell'autosufficienza. Così l'allevamento degli animali da cortile diventava uno dei pilastri di una simile economia. Non poteva d'altronde mancare la pastorizia, che con la sua particolare forma di conduzione consentiva lo sfruttamento del magro pascolo di queste terre, allo stesso tempo fornendo quei soli prodotti passibili di un minimo e saltuario scambio commerciale. L'agricoltura invece, ridotta a dare alla comunità quel solo quantitativo di cereali necessario al sostentamento dei suoi componenti, non poteva che rimanere ancorata a un tipo di produzione chiuso.
di là di questi nuclei umani ristretti e rari, nella Nurra domina la grande superficie incolta con la sua caratteristica precipua, la macchia mediterranea, costituita qui principalmente da cespugli di cisto, mirto, lentischio, palma nana, cespugli che si stendono a perdita d'occhio come una coltre monotona di verde. La palma nana è l'unico arbusto che si offra a una utilizzazione di tipo industriale. I suoi duri ventagli, tagliati nella stagione propizia, rappresentano la materia prima per la produzione del crine vegetale. La sua raccolta è un'occasione di lavoro saltuario per molte braccia. Trasporto che si presenta assai difficoltoso a causa del terreno malagevole che i carri devono attraversare, la palma sarà sottoposta a un'opera di sfilacciatura in primitivi opifici situati ad Alghero, uno dei più grossi centri ai limiti della Nurra. Questa in sintesi la realtà di fatto della Nurra, nella quale l'ente di trasformazione fondiaria si è trovato a dover operare. Una realtà difficile, che soltanto la potenza dei mezzi impiegati, l'impegno sociale ed umano dell'ente potevano affrontare. La Nurra si popola. Ciò che non molto tempo addietro era soltanto una promessa, oggi è una positiva constatazione di fatto, che ha esaudito le speranze e l'attesa di una vasta popolazione di braccianti. Un'opera di trasformazione integrale di gran parte della Nurra è già in atto. E numerosi cantieri, tecnici, operai, macchine lavorano a restituire alla terra quella fertilità che le era stata finora negata. Il programma che l'ente si propone di attuare è già a buon punto. Ultimato, esso comprenderà 4.000 ettari di terreno reso irriguo, 700 ettari di vigneto, 2.000 di frutteto, 6 nuove borgate agricole, 800 case coloniche. I braccianti divengono proprietari, ma soprattutto cittadini di nuove comunità umane. Nella Nurra, come in una terra emersa dal silenzio e dall'abbandono dei secoli, inizia oggi una nuova storia.